Ma tu, sai quali sono le tradizioni più diffuse a Napoli a Capodanno? Io vorrei sapere. E tu? Partiamo dalle basi, l'intimo rosso. Sai perché si indossa a Capodanno? Non è moda, è simbolo. In realtà già gli antichi romani indossavano degli indumenti rossi, perché il rosso richiamava Marte, il dio della forza, della vitalità e della fertilità. Indossare l'intimo rosso a Capodanno significa augurarsi fortuna, amore e protezione per l'anno che verrà. Ma entriamo nel vivo delle tradizioni di Napoli. Avete mai sentito il rumore di cocci rotti per strada? Anticamente si usava lanciare dei piatti e delle vecchie stoviglie dalle finestre. Perché? Per rompere col passato, per dimenticare la sofferenza dell'anno vecchio e fare spazio al nuovo. Poi ci sono le lenticchie, che non mancano mai sulle tavole dei napoletani. Le lenticchie assomigliano alle monete. Mangiarle a Capodanno è un augurio di prosperità ed abbondanza. Più se ne mangiano, più soldi si dovrebbero avere. O almeno si spera. Poi c'è un'altra tradizione poco nota, ma molto significativa, e cioè quella di bruciare una pigna. Si rifà alla leggenda secondo cui un pino aprì i suoi rami per proteggere e nascondere la Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto. Bruciare una pigna a Capodanno oggi significa portare protezione e luce in ogni casa napoletana. E infine ci sono i fuochi d'artificio. Col tempo si è esagerato, ma nell'immaginario collettivo il rumore serviva a scacciare gli spiriti negativi e la luce ad illuminare l'anno che viene. Insomma, il Capodanno a Napoli è una cosa seria ed oscilla tra il sacro e il profano. Ma mo dimmi una cosa, tu quale tradizione rispetti rigorosamente ogni anno?